Hola esploratori! In questa prima serie di video, dedicata ai luoghi di guerra, ho iniziato dai bunker, che in realtà sono la fine. Perché ho iniziato da questi? Perché secondo me aveva un messaggio molto importante per noi in questo periodo così massacrante. Difatti le entità hanno voluto darci un messaggio. Al centro è rimasto il castello Cecconi, che era ed è il secondo luogo che quel giorno ho esplorato. Solitamente per una mia scelta personale non faccio cimiteri, ma poco fuori dal piccolo cimitero hanno collocato un tavolo con due panchine. Quindi ho voluto vedere che ne scaturiva. Ho appoggiato l'attrezzatura sopra il tavolo, mi sono seduta sulla panca e ho iniziato la sessione. Ok, ora cominciamo. Come al solito consiglio la visione con gli auricolari per un migliore ascolto. Buona visione. Vediamo che posti stupendi, guardate che roba, che meraviglia di montagne. Vivere qui deve essere un paradiso. Adesso che qui c'è la strada chiusa, ma vedi, ci sono case private in effetti. Forse qua intendeva parcheggiare, non lo so, adesso vediamo. L'indicazione, guardate qua che montagne, che meraviglia di posto. Sì, sto tremando perché la mano non è ferma in quanto pesa. Ho fatto bene a lasciare l'auto giù. Qua ci sono queste scale qui. Andiamo da qua come il panorama. Wow, una meraviglia. Pensare che questi sono stati campi di battaglia è incredibile. Adesso li guardiamo con gli occhi. Ok, vediamo un po' dove siamo arrivati. Che cos'è questo? Sembra una chiesetta. È il cimitero di guerra tedesco di Furno. Quindi qui sarebbero seppelliti dai tedeschi momenti di vita degli eroi della battaglia di Pradis. E che non c'è il cancelletto chiuso, non so se si può entrare. Ah, ma io pensavo ci fossero armi qua, invece è solo un piccolo cimitero. Cioè tutto qua praticamente. Niente, le trincee, i bunker non riesco a trovarli. C'è qualcosa di assurdo, visto che qua ci hanno messo anche un tavolino per fare picnic. Provo a fare una sessione qua. Qualcuno qui? Eravamo in cane. Non so come ti chiami, come faccio a chiamarti? Mi volete parlare? Vi va? Come vi chiamate?
Siete morti qua su queste montagne? Mi dispiacerebbe parlarvi un po' di voi. Ricordare agli altri che esistevate, che eravate voi qui. Siete rimasti qua? Perché? Fare il Ancora qua in terra sono stati un po' via. Tornati a casa? Perché voi anni non siete tornati a casa? Passando dal Bardo? Vi faccio la domanda, non voglio mandarvi per forza. Se non volete potete rimanere qui. Era una domanda, una mia curiosità. Mi piace stare qua tra la montagna, tra le montagne. Allora perché siete qua? La risposta non l'ho sentita. Faccio fatica. Ma voi continuate a parlare. Con gli strumenti giusti capirò.
tua. Quanti eravate qui secondi? Ma non eravate italiani, vero? Di che nazionalità eravate? Vedete che nazionalità eravate? Potete toccare questo strumento per fare accendere le lucette? Lo so che c'erano anche tedeschi. Allora, in questo cimitero sono stati sepolti dei tedeschi anche, da quello che ho capito. Non riesco a entrare dentro a vedere perché è chiuso, e giustamente. E ci sono gli eroi anche da quello che ho capito, o è in commemorazione degli eroi di Pradis. Non lo so. Vediamo cosa dicono le registrazioni. Vuoi che vado via? Ripeti, vuoi che vado via? Ripeti, vuoi che vado via? Io vado via se vuoi, qualcuno di voi dice che è con noi, però io che devo ascoltare? Che devo andare via o devo stare con noi? Io sto cercando le trincee adesso. Vai, raccontalo, che devo ascoltare. Dai che vado. C'è ancora altri posti da vedere. Mi fa piacere se torno un'altra volta. Volete che torni un'altra volta? La chiudiamo qui la sessione al cimitero dei caduti e sentiremo i risultati, quello che hanno voluto dire quando andiamo a casa, perché non ho sentito granché. Ci sono sempre una contraddizione tra le varie entità, per cui c'è chi mi vuole, chi non mi vuole, chi vuole comunicare, chi no.
chi mi insulta. Adesso chiudo la telecamera e vado a fotografare.